Buongiorno ai nostri ascoltatori. La conversazione di oggi è con il Centro di aiuto alla vita di Trieste. Ricordo che è un'associazione di volontari sorta allo scopo di prevenire o rimuovere le cause che potrebbero indurre la donna a interrompere la sua gravidanza. Il tema di cui parliamo oggi è diritto alla vita. E lo faremo con la presidente, la signora del Centro di aiuto alla vita, e la signora Maria Tudek Buongiorno. buongiorno signora, e la signora Flavia Brandolisio, vicepresidente del CAV. Buongiorno. Buongiorno a lei. E signora Maria, perché parliamo del diritto alla vita? Abbiamo scelto questo titolo proprio perché recentemente, il 20 di novembre, è stata celebrata la giornata dei diritti dell'infanzia e ricorda questa giornata che nel 1934 è stata stabilita dagli Stati membri una convenzione sui diritti del fanciullo e tra questi diritti all'articolo 6 è scritto che gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Quindi diciamo ed è, in fondo è intuibile che è la fonte di tutti gli altri diritti. Se uno non ha la vita non può avanzare altri diritti. Quello che è importante in questo caso, parlando di fanciullo, è stabilire da quando questo diritto inizia. Sull'articolo 7 si dice che il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome. Questo lo vediamo, sappiamo che in tante parti del mondo i bambini non vengono neanche registrati, non esistono, ma qui da noi questo non è un problema. La scienza però ormai ci dice con grande chiarezza che l'inizio della nostra vita non è la nascita, ma è il concepimento. Perché? Perché solo da quel momento si passa da una non esistenza all'esistenza, che sarà in una cellula sola, ma in una cellula che ha in sé la potenzialità per diventare il bambino che nascerà, l'uomo che vivrà e l'adulto che conosciamo e noi stessi che abbiamo fatto questo percorso. Ecco, quindi quando parliamo di diritto alla vita, noi al Centro di aiuto alla vita pensiamo al diritto alla vita fin dal concepimento e questo cerchiamo di farlo conoscere, anche perché la scienza in questo senso ci aiuta a capire che veramente c'è già tutto in quella prima cellula, che prima era soltanto uno spermatozoo, un ovulo appartenente a mamma e papà, e poi diventa un nuovo individuo unico e irripetibile. Signora Flavia, lei che da molti anni appunto opera anche a contatto con le mamme, e come vuol dirci come si collega questo diritto alla vita alle attività che svolge il Centro di aiuto alla vita? Ok, dunque la nostra associazione è nata per difendere il valore della vita, sempre e innanzitutto, e come ha detto la Presidente, dal concepimento fino alla morte naturale. La nostra associazione entra in contatto diretto con tanti casi in cui l'accoglienza della vita è resa possibile, oltre che dal coraggio della mamma, anche dalla solidarietà e dagli aiuti che queste donne possono ricevere in situazioni difficili. È nostra premura che la donna non sia lasciata sola e che si possa costruire una rete di condivisione e sostegno attorno a lei per aiutarla a superare i momenti più brutti. Ci vuole ascolto, accoglienza, aiuto e chiaramente un po' di empatia per essere a fianco della donna incerta davanti a una decisione così importante come quella di accogliere la vita. Dobbiamo precisare che noi siamo sempre a fianco delle donne nelle loro scelte, qualsiasi scelta. Tra parentesi, non tutti sanno che le nostre psicologhe aiutano le donne anche e soprattutto nel post-aborto. Riguardo alla scelta nella quale noi non possiamo né soprattutto vogliamo entrare,
Diciamo che se la donna, pur nella difficoltà, decide per la vita, noi ci siamo e cerchiamo di supportarla durante la gravidanza che l'attende e anche nei primi anni di vita del bambino. Certo, e allora signora Maria, le sembra che ci possa essere qualche conflitto proprio in questo diritto della vita del bambino con la libertà della donna? Allora, nella società di oggi questo è proprio il motivo per cui spesso la nostra associazione vive di pregiudizi, perché c'è appunto l'idea che siccome affermiamo con tanta forza e lo continuiamo a fare il diritto alla vita del bambino, necessariamente non teniamo conto della donna e del suo vissuto. Ecco, è vero che ci può essere conflitto perché ovviamente la libertà della esprimersi non come maternità nel momento in cui il concepimento è avvenuto certamente ci può essere. Quello che noi cerchiamo però di far capire è che tanto più c'è la convinzione che quel concepito è già portatore di diritti, tanto più aumenterà la responsabilità da parte delle donne, delle coppie, nel momento in cui affrontano la sessualità. Se questo bambino non è percepito come tale, è chiaro che ci può essere molta superficialità e quindi anche l'aborto. Per cui noi siamo sempre vicini alle donne, come diceva la vicepresidente, non giudichiamo, non accogliamo qualsiasi soluzione, però cerchiamo di aiutare la donna a fare chiarezza dentro di sé, perché poi il fatto di scegliere di abortire, diversamente da quello che viene spesso presentato, non è una cosa così banale, non è una passeggiata, non è prendere una pillola e basta. Sappiamo di donne che si sono portate nel corso della vita questo peso e che difficilmente l'hanno superato anche perché nessuno li aiuta ad affrontarlo. E questo è proprio il motivo per cui, come diceva la nostra vicepresidente, cerchiamo di offrire una possibilità a chi ha fatto questa esperienza per evitare di soffrire. Perché noi siamo veramente dalla parte della donna, ma dalla donna che affronta con responsabilità il suo essere donna e quindi il poter essere madre. Signora Flavia, proprio a fronte di quanto abbiamo ascoltato, come in concreto si comportano i volontari al CAV? Ma i volontari accolgono le donne sempre con gentilezza e cercano di entrare in empatia con le stesse. Usiamo un po' di stile, discrezione, soprattutto nell'ascolto, che deve essere solo ascolto e non intervento a favore di qualcosa o meno. La nostra narrazione deve essere sincera perché la sincerità è testimonianza della verità. Ed infine dobbiamo soprattutto essere coerenti, perché solo un racconto coerente può essere credibile. Io so che è difficile coniugare queste 4 parole, stile, verità, narrazione e coerenza, oppure questi 4 modi di essere, ma possiamo dire che tante nostre volontarie ci riescono egregiamente. Grazie, e signora Maria, vuole aggiungere qualcosa? Io ho solo una parola, oggi è il 5 dicembre, oggi è la giornata del volontariato. Per chi lo desidera, questa sera in Teatro Verdi ci sarà la festa del volontariato, venite a raggiungerci. Vi aspettiamo. Grazie, grazie anche ai nostri ascoltatori e a risentirci a presto.